Concerto della Benedetta.
parte degli scout, preceduta da una piccola introduzione per spiegare alle persone alle quali la consegneremo, quindi le autorità di Novi Ligure e a voi, in che cosa consiste questa carta del coraggio. Tra il 1° e il 10 agosto 2014 35.000 scout hanno partecipato al campo nazionale a San Rossore, in Toscana. In quell'occasione una delegazione di 400 giovani è stata chiamata a comporre un documento che doveva sancire insieme la nascita di un nuovo organo all'interno dell'associazione e soprattutto stilare i punti fondamentali su cui deve basarsi l'impegno scout. Tuttavia, il documento non volle limitarsi alla nostra comunità. Doveva contenere richieste, spunti e suggerimenti al fine di migliorare ogni aspetto della società. Così è nata la Carta del Coraggio. Impegni, analisi e richieste per il cambiamento in un mondo che sembra non funzionare a dovere. Buongiorno a tutti e ringrazio gli scout per questo gesto significativo e per me molto importante. Grazie davvero. Saluto tutte le autorità civili, militari, religiose, tutte le associazioni combattentistiche, tutte le associazioni cittadine, i colleghi sindaci del territorio e tutti i cittadini presenti a questo momento importante per la nostra città. Grazie a tutti voi che insieme costituite il tessuto sociale della nostra città. Tutti noi siamo qui per festeggiare una delle feste più importanti per il nostro Paese, la Festa della Repubblica italiana. Oggi pomeriggio ci sarà un altro atto significativo in prefettura. Alcuni nostri concittadini riceveranno il titolo di Cavaliere di Commendatore. Il sindaco, l'ex sindaco Lorenzo Robiano, il maresciallo Pinnero, l'ammiraglio Dragone e il vice direttore della Stampa Luca Ubaldeschi. È un onore per la nostra città. Il pensiero, permettetemi, va immediatamente a tutti coloro che oggi non possono festeggiare, perché soffrono, perché vivono un forte disagio sociale o di drammatica solitudine. Permettetemi poi una particolare emozione, perché per me è la prima volta che celebro la Festa della Repubblica come sindaco della nostra città e che condivido da sindaco con voi il significato della parola Repubblica. Repubblica significa cosa pubblica e molte volte facciamo l'errore di pensarla come dovuta, credendo che essa sia soltanto un fatto che interessi la nazione, un risultato ormai assodato. Ma non è così. La Repubblica ci è stata donata da chi il 2 giugno del 1946 fu chiamato a decidere, dopo il terribile periodo del fascismo, se l'Italia doveva essere monarchica o repubblicana. In quel giorno le libertà civili e politiche, per oltre 20 anni umiliate dal regime fascista che portò ad una guerra disastrosa, diventarono con quel voto di nuovo una realtà per gli uomini e per le donne che nel 1946 lo esercitarono per la prima volta. Quest'anno si intrecciano 2 anniversari importanti per il nostro Paese: i 70 anni dalla lotta di resistenza all'occupazione nazifascista e i 100 anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. È bene ricordare, è utile conoscere il nostro passato. Senza memoria non c'è cultura, non ci può essere civiltà né società, senza memoria non c'è futuro. La Grande Guerra contribuì in modo pesante a creare il senso dell'unità nazionale, che in quel momento al Paese mancava ancora. La Grande Guerra rappresenta la prima straordinaria esperienza collettiva per gli italiani, unificati dai simboli e dalle prospettive di una nazionalizzazione segnata dalle ferree logiche di un conflitto mondiale. Nelle trincee, per la prima volta,
si trovavano fianco a fianco giovani che provenivano da storie e regioni diverse, uniti dal tricolore e divisi da lingue e dialetti, tra loro incomunicanti, di difficile comprensione. In quegli anni la frequentazione diventa conoscenza e vicinanza. Partecipi a questa iniziativa. Noi ci troviamo a salutare nuovamente il sindaco e tutti i sindaci presenti, e le autorità civili, militari, le associazioni presenti, e io vi chiedo per loro un applauso forte per tutto l'impegno che mettono in questa attività. Vi diamo il benvenuto al concerto del 2 giugno che celebra la Festa della Repubblica. Oggi ascolteremo un'ottima musica dal Corpo Musicale Romualdo Marenco, diretto dal maestro Massimo Cardona, e dalla Corale Novese, diretta dal maestro Chris Giuliano. Un applauso a queste due formazioni musicali cittadine che ben rappresentano la musica e l'arte della nostra città.
Città dei campionissimi, un omaggio alla nostra città e ai campioni del ciclismo che l'hanno onorata di esistere. Con l'idea di uno sport onesto e pulito, che sia educativo per chi lo pratica e per tutti i giovani della nostra città e della nostra Italia. Di Andrea Oddone, Città dei campionissimi.
Thank you.